torna al voto a 9 mesi dalle ultime elezioni amministrative. In questo periodo il comune è stato retto dal commissario prefettizio dopo che l'assemblea consiliare si era spaccata tra il sindaco di centro-sinistra eletto al ballottaggio e la maggioranza dei consiglieri di centrodestra eletti al primo turno. E la sfida di 9 mesi fa si ripete tra l'ex sindaco di centro-sinistra Antonio Bertoncello, appoggiato da 7 liste, e il rivale Angelo Tabaro, candidato del centrodestra a cui si è aggiunta l'UDC. Attenzione alla famiglia, ai bisogni, ai giovani, ai minori, la disoccupazione, quindi tutte le cose di investimento, ma anche la persona al centro del nostro programma. Il problema del lavoro incide moltissimo sulla condizione delle famiglie. E poi la sicurezza. Qui a Portogruaro ci sono purtroppo troppe situazioni di furti. Ma vi sono, oltre a questi due principali sfidanti, altri 3 candidati. Graziano Padovese con la lista civica Città dell'Emene, Giorgio Bellinazzi, ex segretario della Lega Nord della cittadina con la lista Movimento per Portogruaro Indipendente, e Andrea Buffon, candidato di Rifondazione Comunista. Il problema del sociale, gli asili nido per le giovani coppie, che ormai è necessario lavorare tutti e due, e le cosiddette residenze aperte per anziani. Riportare delle persone, dei consiglieri autonomi indipendenti dai partiti, ed è quello che la nostra lista sta cercando di fare. Non possiamo dimenticare il forte tema del lavoro, con la necessità di promuovere un fondo di transizione gestito dal Comune in favore dei lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, disoccupati o privi di ammortizzatori sociali.